Ancora un buongiorno e ben trovati a voi la linea. Questa mattina il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio con il vicepresidente della Regione Riccardi ha visitato uffici e laboratori dell'OGS a Trieste. Inevitabili a margine della visita istituzionale le domande e l'analisi sulla grave situazione di siccità che caratterizza la nostra regione e il paese. Direttore, oggi il tema è quello della siccità, quando verrà attivato lo stato di crisi e quali saranno i contenuti di questo stato di crisi? Intanto stiamo lavorando con le regioni e le amministrazioni centrali per definire poi i requisiti per l'eventuale dichiarazione di stato di emergenza. Qua il tema non è l'attivazione dello stato di emergenza, ma sono le misure che si possono prendere in queste situazioni. Le misure di protezione civile ovviamente possono dare qualche puntuale risposta. Come sappiamo il tema della siccità o della crisi idrica è un tema strutturale, quindi si sta lavorando sull'analisi delle puntuali risposte eventualmente da dare e su qualche cosa di più strutturale che ovviamente va al di là del sistema di protezione civile. Io l'invito che faccio è, adesso non focalizziamo su quando è lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza è un atto tecnico burocratico, qua il problema sono le misure, non è lo stato di emergenza. Quindi in questo senso la garanzia è che stiamo lavorando con le regioni in primo luogo, con i distretti territoriali, con le associazioni che hanno competenza nella distribuzione dell'acqua per definire i criteri. Dopodiché lo stato di emergenza è un atto del governo, si farà quando avremo, come dire, le idee chiare sulle misure. Ad ogni periodo di siccità corrisponde un periodo di incendi, questo storicamente lo abbiamo vissuto negli anni passati. I dati di questa prima parte di stagione sono preoccupanti. Abbiamo avuto una stagione invernale, io questo lo dico da settimane, mi fa piacere che oggi venga ripreso, ma lo stiamo dicendo già da tempo. Abbiamo avuto una stagione invernale proprio nel nord Italia particolarmente impegnativa, è stata la stagione più impegnativa dal 2012. L'abbiamo detto pubblicamente più volte, è bene che venga ripreso. Quest'anno sarà un anno complicato, abbiamo già avuto negli ultimi 10 giorni un numero di interventi, negli ultimi 10 giorni abbiamo avuto più di 100 interventi. L'anno passato erano più o meno 80, 2 anni fa erano 30. È un indicatore, un numero, quindi sicuramente ci aspetta una stagione complicata. Sugli incendi c'è un altro tema che è le condizioni meteoclimatiche, ma poi c'è l'azione dell'uomo, perché l'incendio sostanzialmente c'è sempre qualcuno che volontariamente o involontariamente, come dire, comporta, appicca il fuoco, come si suol dire, e quindi si unisce il comportamento dell'uomo ad un fenomeno che ovviamente preoccupa molto il sistema nazionale. Sì. OGS è punto di riferimento per i terremoti nel nord-est Italia, oggi una visita anche di cortesia per vedere dal vivo e toccare con mano l'attività di questo centro di eccellenza. Sì, è una visita di cortesia, ma una visita, come dire, di lavoro sostanziale, perché OGS è un'eccellenza del territorio, Friuli Venezia Giulia e Veneto, è un partner fondamentale nel sistema nazionale di protezione civile, quindi oceanografia e geofisica, quindi anche qua due settori che proprio gli eventi di questi giorni mettono insieme, no? Il clima, l'ambiente, la conoscenza del mare, la risorsa idrica, la conoscenza del territorio. Cioè, il sistema di protezione civile italiano è improntato su questo collegamento con la parte scientifica ed operativa molto forte. OGS è da sempre un punto di riferimento, abbiamo degli accordi che andremo sempre più a migliorare per consentire di mettere a frutto non solo rispetto alle competenze istituzionali che OGS ha, ma soprattutto nell'integrazione nel sistema nazionale. Quindi molto importante essere venuto qui. Io ovviamente sono molto fiero di questa eccellenza territoriale che ovviamente diventa un'eccellenza anche nazionale. Presentato il progetto di riqualificazione dell'area ex Dormish a Udine che diventerà la sede della MIZ Academy, ma non solo, ci saranno anche spazi pubblici dedicati a eventi e ristoranti, un progetto finanziato per diversi milioni di euro dal gruppo Danieli. Vediamo. Un grande progetto di recupero, io ringrazio veramente l'industria Danieli che ci fanno questo regalo alla città, perché si tratta di recuperare un immobile che da più di 20 anni è abbandonato dopo l'incendio, era la vecchia fabbrica della Dormis, diventerà invece la scuola del MIZ, questa scuola post diploma importantissima per formare giovani che possono poi entrare nell'industria della nostra regione. Quindi
veramente un ottimo progetto fatto dall'architetto Zito di Venezia, che ha progettato un recupero interessantissimo, rifacendo in pratica le strutture in forma moderna, però ispirandosi a quella che è l'architettura industriale dei primi anni del Novecento. Quindi recuperiamo una pagina della città, un luogo della città che sarà scuola, ma sarà anche spazi per i giovani, sarà spazio anche per la ristorazione, spazi per incontri in un'area che è vocata proprio per gli studi, perché lì siamo alle porte del centro studi della città di Udine, che raccoglie ogni anno più di 15.000 ragazzi che vengono a studiare. Progetto nuovo, anche ecosostenibile, perché verrà utilizzata la forza motrice della roggia per produrre energia elettrica e quindi si in pratica sosterrà autonomamente con l'energia prodotta dall'acqua che scorre sulla roggia. Anche questo è un bel intervento, poi ci saranno spazi verdi, ci saranno parcheggi interrati e quindi un bel recupero e soprattutto una cosa avveniristica per la città di Udine. Sarà necessario intervenire sul fronte della viabilità nella zona per appunto sostenere poi questo progetto? Sì, dobbiamo fare noi la rotonda in piazzale Cavedalis, quindi razionalizzare la circolazione, perché questo è necessario per rendere più accessibile l'area che verrà recuperata con questo progetto. Architetto Zito, avete indagato il passato, il presente e avete immaginato il futuro per l'ex Dormish? Sì, abbiamo fatto un percorso complesso perché abbiamo scavato il più possibile nel passato con la documentazione che abbiamo trovato e questo ci ha permesso di immaginare e poi rendere pratici alcuni principi e suggerimenti che ci sono arrivati da quella che a nostro avviso è la vera e oggettiva memoria storica dell'area. Quindi la modularità dell'edificio produttivo viene utilizzata a 360 gradi all'interno del progetto in termini tecnologici ma anche in termini di capacità di gestire un programma funzionale complesso come quello di una scuola. Quale spirito vi ha animato per reinventare questo spazio e restituirlo alla città? Ma allora è uno spirito ottimista perché stiamo lavorando su una scuola, nella nostra esperienza abbiamo fatto più scuole e questa ci sembrava un'occasione interessante perché è una scuola che riesce a rigenerare una parte della città, è una scuola che si connette alla cittadella del centro studi, del Malignani, per cui la posizione strategica dell'area ai bordi liminare della quinta cinta muraria ci sembrava un'area assolutamente stimolante, capace di mettere insieme più funzioni, un pubblico molto vasto, c'è una parte appunto del progetto che è dedicato al pubblico assolutamente permeabile, per cui la commistione anche di funzioni tra scuola e uso pubblico degli spazi ci sembrava un'occasione molto interessante. Puntiamo ad aver pronta la scuola, progettata per 600 ragazzi per l'inizio anno scolastico 2024. Costo puntiamo ai 25 milioni di euro, cercheremo di ridurlo, vediamo, ma comunque grosso modo la cifra è così. Come è nata l'idea di investire su questo progetto? Magari diceva il colpo di mat o qualche cosa di simile, no? Cioè il colpo di pazzia esiste sempre. E comunque noi abbiamo come espresso una riconoscenza per l'Istituto Tecnico Malignani, l'azienda dove lavoro, come dicevo, al 70-80% di periti, la direzione top ha frequentato, anche se hanno fatto, per esempio Giacomo ha fatto il Politecnico, ma è stato mandato proprio per avere coscienza del fare, imparare facendo, learning by doing, è stato mandato al Malignani scientifico, quello di classe superiore, è il secondo amministratore delegato, invece è un perito così come sono io. Ecco, quindi questa storia che ha poi una collaborazione dagli anni 90 con progetti in comune, e l'esigenza di avere questi tecnici per il futuro ci ha spinto a fare questo passo, visto l'inerzia vergognosa che il governo ha a riguardo e l'amministrazione.
Devo dire che l'amministrazione regionale, questo va detto, molto sensibile, sta collaborando ai limiti delle sue possibilità o con tutte le possibilità per agevolare questo progetto, e il Comune di Udine, come ho precisato, collabora al meglio per la logistica, che è molto importante, l'arrivo, i parcheggi e quant'altro. Ecco, dicevo, sotto un punto di vista governo nazionale, mi pare di aver capito che la legge sugli istituti tecnici superiori, che doveva essere approvata a gennaio, non lo è ancora a oggi. Quindi bla bla bla, ITS importanti eccetera eccetera, poi non ci sono spazi, non ci sono laboratori, non ci sono professori, non c'è motivazione, c'è comunicazione. Ecco. A fronte di questa situazione abbiamo detto ok, serve sì, ci serve sì, serve anche agli altri sì, serve al sistema friulano sì, e abbiamo preso l'iniziativa creando questi spazi, direi abbastanza avanguardisti sotto un punto di vista funzionale, estetico, ma anche di contenuti, laboratori eccetera eccetera eccetera. Direi che questa è stata la ragione principale. E ora ci colleghiamo con Daniele Paroni per le anticipazioni sulla puntata di questa sera dello Scrigno, che andrà in onda da Pradielis. Della linea, siamo a Pradielis di Lusevera e siamo all'esterno della casa e famiglia, dove ci sono una trentina di ospiti. Questa sera lo Scrigno, ore 21, verrà trasmesso da qui, perché vogliamo raccontare le storie di questi nonni che ormai sono da tanti anni, abitano in questa comunità, perché è proprio il caso di dirlo. Sono con la consigliera Carla Lesa dell'amministrazione comunale di Lusevera. Che cosa succederà durante lo Scrigno, Carla? Ma gli ospiti avranno modo di raccontare un po' il loro vissuto, come si trovano con noi, berranno qualcosa, mangeranno, sentiremo un po' di musica, ci saranno 2 fisarmoniche del gruppo Ensemble di Tarcento. Spero che la serata sia piacevole per tutti. Come si vive in questa struttura? Ma direi bene, gli ospiti sono contenti, anche i loro parenti. Io spero che questo prosegua nel tempo, insomma. Noi cerchiamo di dare tutto quello che sono le nostre possibilità. Vedo che la gente sta bene, insomma. E allora, guardate che cosa ci sovrasta. Queste sono le montagne, siamo a 2 passi dai Musi, la zona storicamente più piovosa d'Italia, ma qua stiamo andando in controtendenza, perché la pioggia per certi versi è meglio così, non sta arrivando. Questo è un paesaggio da cartolina. Siamo a Pradielis, luogo da dove trasmetteremo la puntata dello Scrigno di questa sera alle ore 21. Con questo è tutto, a voi la linea. Grazie Daniele Paroni e grazie a voi per averci seguito. Buon pomeriggio.